Questa interazione tra robot e uomo permette al robot di imparare dall'uomo? Sì, assolutamente. Questo è il cosiddetto learning, cioè addirittura provo a lanciare quasi una sorta di provocazione. Cosa voglio dire? Supponiamo che un robot sia utilizzato come badante o come babysitter. Bene, per il fatto che il robot è una macchina, la persona umana potrebbe pensare di trattare male il robot. Il robot può avere memoria di questa attività e grazie agli algoritmi intelligenti potrebbe diventare un giorno una sentient machine, cioè una macchina in grado di elaborare in maniera intelligente e di esprimere dei sentimenti, nel senso che il robot è più amichevole con te perché tu l'hai trattato bene e meno amichevole con un'altra persona perché la persona l'ha trattato male. Per cui in definitiva qual è il messaggio? Cioè l'uomo rimane sempre centrale in questa tecnologia, qualunque cosa noi vorremmo che i robot faranno non potrà prescindere da quello che gli uomini decidano che i robot, che le macchine intelligenti debbano fare. E dunque centinaia di informatici, ingegneri e tecnici italiani sono al lavoro ogni giorno per migliorare la nostra qualità della vita e quella del pianeta in cui viviamo. Alla prossima!